E Campaquin de Casacogna, ringraziavi de segunoi nanta nostra pagina Facebook France Bleu RCFM, ci landemo per stu quarto giorno in pruni di Casacogna ridro un peguradio si chiama Antone Orson di chi ci aspetta subito nanta esplodazione. France Bleu, RCFM. Ah oui, siamo in un comune di Bruni Casacogni, a luogo detto Guazza. E mi sono installato qui una ventina di anni fa, con pecore, porci, bacche. Hai una fermoberge, no? E era una storia mia, un uomo era baccaio, bocciaio. Dopo l'armata ho cominciato a lavorare a Bastia, mi piaceva mica e dopo mi sono regolato, io trovo questi terreni e mi sono regolato io a fare pecore e vacche. Ho fatto 300 pecore, una quarantina di porcelli e una cinquantina di vacche. Allora ho gaggio, ho venduto nel mercato in Bastia e vendo gaggio, faccio le minacciole. E a charcuteria tengo a fermoberge e vendo dei borchi non tappi. E per me è importante, è un più grosso di un morivano, di costiglia. Vendo un mogaggio e con le minacciole giungo a farmi affari. E beh, l'osteria è aperta tutta la nada, dopo non ti comanda. La gente ci chiamano per sabato per andare e gli altri in settimana quando un po' in casa il sabato e la domenica facendo i bassi tra amici. Allora agnello, vitello, porco, charcuteria, minacciole. Allora il mestiere diventa di più complicato che quando ho cominciato, che oggi nei nostri tempi non c'è più che papier, paperasse. Sulla e pecore faranno bastire quasi tutti gli anni per sortire là. Certi avvagano e certi non avvagano mica che non so mica andare a papier, dunque hanno meno rentabilità che quelli che hanno le pecore e si ne fanno bastire per sé papier. Io oggi o domani sono ritirata, ma continuerò per poi mangiare qualcosa. Non sarà mica qua ritirare dei pastori che puoi radio mangiare. Dunque, devo senso di avere un berge, diminuire radio e pecore e i borci e il resto e a mi verrà piano piano. E domani per compiere il nostro giro di Casacogni ci anderemo a Bantaquadella per ridroare una gantadrige che vi piace assai, che è buoniscita di Patrice Gattagega che ci aspetterà in Casasoia. A domani dunque per l'ultimo giorno di E Campacui di Casacogni. France Bleu.